in collaborazione con A Fico la seconda edizione della Repubblica dei Contadini, mercato contadino con tante aziende agricole da tutta Italia per celebrare in modo particolare la festa della Repubblica. Dal produttore al consumatore, oggi ci occuperemo di filiera corta, abbiamo fatto visita a 2 aziende che hanno partecipato alla Repubblica dei Contadini a Fico, a Bologna. Quindi parleremo di api, parleremo di apicoltura, ma ci occuperemo anche di trasformazione delle piante officinali. Il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica Italiana e qui a Fico, fabbrica italiana contadina, dove ci troviamo in questo momento, lo si fa in un modo particolare, rendendo onore a chi tutti i giorni con il proprio lavoro tutela e trae il meglio dal territorio del nostro paese. I contadini, sono tantissime le aziende qui presenti in questo mercato contadino molto particolare che ci consente di assaggiare, conoscere, degustare i prodotti tipici dal nord al sud, dal Piemonte fino alla Sicilia. Tante le aziende selezionate anche in collaborazione con CIA Agricoltori Italiani al centro di queste 2 giornate, perché dura 2 giorni la manifestazione, questo mercato contadino, al centro dicevo i prodotti, le tipicità, le culture, ma anche una grande attenzione per le aziende dei territori colpiti dal sisma. E partiamo proprio dall'esperienza di un territorio colpito, devastato dal sisma. Siamo sulle colline, sui monti, la provincia è quella di Ascoli Piceno, il nome del paese è Fava Lanciata e non è un caso che la ripartenza parta proprio dalle fave. Qui con me c'è Matteo Mattei. Che cosa avete fatto? Il vostro è un progetto bellissimo e tutto si basa sulle fave. Innanzitutto grazie dei complimenti. Noi siamo partiti diciamo quasi per gioco, perché era un'idea per tenere accesi i riflettori sulle nostre terre dopo il terremoto, dopo le scosse del 2016. Era un modo di tenere attiva la mente, di ripartire, proiettarsi verso un futuro agibile. Era maggio dell'anno scorso, nei nostri orti erano pronte le fave. La Riti Alimentari, originaria di Fava Lanciata, all'opificio a pochi chilometri, aveva rifatto delle lavorazioni di alcuni condimenti e salse e abbiamo fatto la proposta come paese, come gruppo, ma perché non mettiamo su una crema di fave visto che ci chiamiamo Fava Lanciata? Da una cosa all'altra siamo partiti e adesso siamo qui con voi. Ma tra l'altro il nome Fava Lanciata è un po' particolare. Parte tutto da una leggenda che ci piace tramandare e ci piace credere, perché i nostri nonni, i nostri avi raccontano della semina. Noi siamo un paese sopra il tufo, sopra Zatteroni Tufo, siamo terrazzati a 500 metri di altezza su una gola e imprecavano perché la semina non produceva la fatica che era stata fatta. Noi ci siamo messi eppure la fa, eccole qua. Mi sembra che crescano bene. Queste sono proprio le fave dei nostri orti, queste le abbiamo prese proprio ieri sera per venire qui a farle in dimostrazione. Noi in dialetto le chiamiamo le sellecchie, che poi rappresenta sellecchia una persona alta, grossa, un po' a rappresentare questo baccello di fava. Ecco, insomma, allora se qualcuno assomiglia a una fava, a un fisico così, è una sellecchia. E voi siete partiti da pochissimo, ma avete già vinto un premio importante. E quindi insomma le soddisfazioni arrivano. Sì, forse sarà la passione che ci mettiamo, unita magari alla voglia e al coraggio di portare le nostre terre sempre più lontano e avere, ripeto, un futuro agibile. Cioè magari tra 3-4 anni le case saranno sistemate, la zona nostra torna a vivere come una volta e noi vi aspettiamo giù.
E allora cominciamo questo giro d'Italia ideale e cominciamo da nord, cominciamo dal Piemonte. Paolo Andreotti, un'azienda agricola che trasforma tanti bei liquorini, poi per assaggiare io torno alla fine perché cominciare il giro con i liquorini mi sembra un po' eccessivo. Ma voi producete le erbe che poi utilizzate? Una parte le produciamo e una parte invece ci appoggiamo ai coltivatori. Esempio il GNP. Il GNP è una piantina che cresce dai 1500 metri in su, è una piantina di circa 15 centimetri e siamo nel parco del Gran Paradiso, dalla parte naturalmente quella piemontese. Certo, certo. Ecco, poi invece ci sono anche altri prodotti che proprio voi coltivate e trasformate, per esempio? Esempio l'Archibus viene chiamato in piemontese, mentre il suo vero nome è Tanaceto. Noi naturalmente adoperiamo le foglie, queste foglie qua le facciamo essiccare, poi le mettiamo in infusione, dopo un periodo di tempo con quell'infusione ci facciamo questo tipo di liquore. Che è un digestivo? Un ottimo digestivo. Si può fare sia freddo, bevuto freddo, o se no anche caldo. Stesso discorso la genzianella. Non è genziana, è genzianella, è questo fiore, anche questo è un fiore di montagna, molto bello anche da vedere e noi adoperiamo proprio il fiore per fare questo tipo di liquore. Ma anche la camomilla fa digerire? La camomilla è buonissima fredda, non è molto alcolica, noi la facciamo a 18 gradi e anche questo è un ottimo digestivo. E qui invece siamo in Calabria e qui i sapori sono dolci e forti allo stesso tempo perché c'è ovviamente tanto piccante l'anduia, uno per tutti, però anche i fichi. L'azienda è Valle del Crati e tra le particolarità i fichi di Cosenza DOP. Allora, Marcello Prezioso, cosa ci avete portato? Io ho citato solamente due cose, anduia e fichi, però ce ne sono tante. Sì, abbiamo portato un po' delle nostre produzioni agroalimentari, siamo un'azienda agroalimentare dal 98, abbiamo portato innanzitutto il nostro prodotto principe che sono i fichi di Cosenza DOP, in cui abbiamo la filiera completa ormai dal 2001, poi abbiamo tutto il nostro assortimento delle confetture e marmellate che trasformiamo, le marmellate di clementine di Calabria, la confettura di fichi, i fichi freschi cotti al forno e il miesse nella melassa di fichi. Una particolarità molto molto gustosa e poi tutta la linea delle nostre creme da spalmare, la crema d'Induia, il trito di peperoncino 100% calabrese, una crema spettacolare che è la crema tropeana con cipolle, olive e peperoncino da spalmare o fare anche diciamo sulla pasta, sulle bruschette. Delle creme, altre creme tipo una crema di pomodori secchi e funghi rositi, una crema mista di verdure piccanti e poi dei prodotti principi, il peperoncino ripieno con il tonno e delle olive schiacciate alla calabrese. Insomma una bella varietà di prodotti. Insomma prendete proprio per la gola il pubblico di queste giornate per la Repubblica dei Contadini. Ma qual è la particolarità dei fichi di Cosenza DOP? Allora, i fichi di Cosenza DOP si distinguono per gli acheni, diciamo, i semi abbastanza piccoli, per un prodotto molto polposo e sapore unico. Dalla Calabria alla Sicilia il passo è davvero breve, abbiamo solamente lo stretto, però poi un pochino di strada la dobbiamo fare in Sicilia perché qua con l'azienda Tenute dei Paladini arriviamo fino a Marsala e quindi insomma la attraversiamo questa bellissima regione. Matteo Paladino, allora voi avete portato ovviamente l'olio ma anche tantissimo vino perché dici Marsala, dici quella zona, dici vino, che quali in particolare? Assolutamente sì, noi come azienda prevalentemente siamo un'azienda vitivinicola, abbiamo circa 50 ettari di vigneti, produciamo diverse tipologie di vini, parliamo dal Catarratto al Nero d'Avola al Grillo, che sono le varietà autoctone più importanti del nostro territorio, della Sicilia occidentale, ma abbiamo fatto anche diversi blend. Un blend che sta andando tantissimo è il Catarratto Chardonnay, un vitigno autoctono e uno internazionale. Abbiamo anche un blend di Moscato Bianco e Zibibbo, che non è liquoroso, che come sembrerebbe a tutti. Infatti la prima cosa che pensi è un vino dolce, liquoroso da fine pasto? No, assolutamente no, è un vino secco che si può abbinare benissimo a qualsiasi tipo di pietanza a base di pesce, specialmente con le crudité. Poi oltre a questo facciamo un blend di Nero d'Avola e Merlot,
chiamato San Giorgio. Per ultimo terminiamo con il nostro Iside, che è uno spumante prettamente siciliano, fatto dal Catarratto, vitigno autoctono del nostro territorio, della Sicilia occidentale, e il Trebbiano. Trebbiano, ormai un vitigno scomparso nel nostro territorio, noi abbiamo recuperato un ettaro e l'abbiamo voluto valorizzare proprio creando un vino di tendenza che è lo spumante. Le cose come stanno andando? Abbiamo avuto questa grande apertura verso i paesi, diciamo, nord europei, e stiamo andando davvero bene, oltre che con i vini ma anche con l'olio. Non ci dimentichiamo che il nostro territorio abbiamo il Nocellara del Belice, è una varietà importantissima con dei profumi e degli aromi pazzeschi, ma con una delicatezza davvero importante. E ovviamente non manca l'Emilia Romagna nel mercato dei contadini, della Repubblica dei Contadini. Qui con me è Monia Rontini, l'azienda Il Regno del Marrone, siamo a Castel del Rio, dove potevamo essere se non lì, e chiaramente già il nome lo dice, e qui i marroni sono protagonisti assoluti. Voi ci fate tantissime cose. Sì, cerchiamo di utilizzare il marrone un po' in varie varianti, quindi dalla prima parte è fresco alla vendita, poi una minima parte lo secchiamo nel nostro essiccatoio che va con il calore della legna di castagno, che è una legna che produciamo con la potatura del castagno, facendo i marroni secchi a bassa temperatura, mai superiore ai 40 gradi, ed una parte dei marroni secchi poi vengono utilizzati per fare la farina di marrone. E questo, diciamo, andiamo sul classico. Poi ci sono tutti i prodotti innovativi. Sì, abbiamo dalla crema di marrone, che è proprio del tutto naturale, marroni, zucchero di canna, vaniglia e spezie, poi ci sono anche le varianti con il rum, cacao o cacao e rum. Poi abbiamo pensato alla cioccolata, che è una cioccolata di alta qualità, totalmente biologica, come anche le creme, ed c'è la cioccolata al latte con succo d'agave, e fondente con la spolveratina di cocco. Abbiamo unito, potremmo dire, la montagna con i Caraibi. Ecco, addirittura. E poi abbiamo la birra, che questa non è più una nuova tendenza, perché oramai direi che è proprio una tendenza consolidata, però è comunque una particolarità. Sì. Ed questa birra è una birra artigianale, non filtrata, non pastorizzata, con all'incirca un 20% della nostra farina di marrone e da un 6% di gradi alcolici all'incirca. Gli ultimi anni le produzioni come sono state? L'ultimo anno, quest'anno che cosa vi dice la stagione? Per voi è ancora presto, sappiamo, è un prodotto che si raccoglie in autunno. E purtroppo quest'anno abbiamo la vespa cinese che è ritornata, quindi può essere che ci sia una diminuzione di produzione per quanto riguarda almeno i marroni di Castel del Rio, in quanto è ritornato questo parassita, il quale non fa venire proprio il riccio. Questa non è una bella notizia, speravamo fosse stata debellata completamente, invece c'è un po' un ritorno. Speriamo bene. Adesso una breve pausa, poi linea Claudio con A Cielo Aperto, che è andato a trovare in campo altre aziende che sono qui presenti anche a Fico. Noi ci troviamo dopo.